Benvenuti a La Taverna Friuli Podcast, il podcast di riferimento sui vini del Friuli Venezia Giulia. Io sono Wayne Young, il vostro host. Ogni settimana ci troviamo qui per chiacchierare in un modo semplice e rilassato con vignaioli e altri personaggi di questa sottovalutata regione di Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani e benvenuti a questa puntata di La Taverna speciale sul World Pignolo Day 2026. È stato un piacere partecipare, essere presente con la tavola di La Taverna World Pignolo Day anche quest'anno, grazie a Ben Little e grazie all'Associazione di Pignolo per invitarmi, ospitarmi per queste mini interviste che ho fatto durante World Pignolo Day. È un evento veramente speciale e devo dire che quest'anno io ho notato un miglioramento importante nella qualità dei vini che io ho assaggiato. Non ho assaggiato tutti al 100%, però devo dire dall'anno scorso ho notato che c'era un salto di qualità. E una delle persone con cui ho fatto una chiacchierata ha detto, forse era Strapolatini o forse Matteo Bellotto, che nel 2000, più o meno in giro dell'anno 2000, sono state fatte la maggior parte degli impianti di pignolo qui nel Friuli Venezia Giulia. E allora siamo a questo traguardo importante di 25 anni di età di queste piante. E si vede che con degli anni l'importanza dell'età della pianta e questa importantissima maturità della pianta sta facendo i risultati. Allora si vede che non è solo come si fa il vino e come si invecchiare, maturare il vino e quanto tempo il vino passa in bottiglia, ma anche importantissimo l'età del vigneto. Molto molto interessante. Il primo intervista è una persona con cui ho provando di fare un podcast, secondo me per 2 anni. È una persona che ha sempre tanti impegni tra consulenza per aziende e soprattutto come scrittore, autore, ha fatto 51 libri. Questo uomo ha scritto 51 libri nella sua carriera, il grande Walter Filipputi, che si può chiamare anche il padre del pignolo. È stato lui che ha recuperato, lascio che Walter racconta un po' la storia. Veramente è stato un piacere e si sente anche alla fine di questa piccola conversazione che lui ha promesso di fare una puntata intera con noi. Allora non vedo l'ora di avere Walter Filipputi sulla taverna per una puntata intera, però nel frattempo sentiamo questa piccola chiacchierata con il grande Walter Filipputi. Benissimo, adesso alzo un pochino. Bene, sai, questo è veramente un conquista per me. Per finalmente, Walter, di averti qua sulla taverna. Grazie per World Pignolo Day. Scusami dell'attesa, ma abbiamo scelto il momento giusto, il posto giusto. Momento giusto, però io voglio un'oretta con te, non solo 10 minuti come lo faccio adesso. Va bene, promesso. Ok, ci sentiamo, facciamo una data e... Allora, grazie tantissimo Walter Filipputi, sei per me sei sempre collegato fortemente con Pignolo. E allora ovviamente parliamo di Ben che ha scritto questo bellissimo libro, però parliamo un po' della tua esperienza, un po' della tua, non lo so, la storia in breve ovviamente, quando tu hai cominciato lì da Corno di Rosazzo, Abbazia di Rosazzo, di lavorare con questo bellissimo vitigno. È partito da una storia con mio padre, perché Okay. lui veniva a comprare per l'osteria di Percotto che avevamo, veniva a comprare dei vini anche all'abbazia da Donna Dalutti, che era il monsignore.
Ah, che lo ok. chiamavano anche Don Camillo perché era la controfigura di Fernandel, totale, Dai. perfetta, sì, sì, sì. Poi seguendo Veronelli, che è stato uno dei miei maestri, lui fu il primo a parlarne perché venne nel 58, mi pare 57, in Friuli, e scoprì sia il pignolo dell'abbazia sia il picolit della contessa Perusini Roca Bernarda, Ok. la centenaria, poi è morta lei a 100 e tanti anni. Ok. Vabbè, la cosa è finita lì, ma poi arrivò l'occasione di andare lì e la mia idea fissa era di recuperare le varietà autoctone e il pignolo era in testa a tutta questa, era la ribolla, il picolit Ok. e il pignolo. Quando andai a salutare il Monsignore dicendo sono il figlio di Germano, sì, ti conosco, eccetera, eccetera. Mi fa vedere dove sono le vigne del pignolo e dice devo darti una brutta notizia ma non c'è pignolo da tanti anni. Dico ma Monsignore No. mi perdoni, questa conversazione si faceva in friulano ovviamente Ok. e non ce n'è più, ma dico ma mi scusi Monsignore, quando lei vendeva il pignolo al papà cosa gli vendeva? Ah, lo facevo col merlot, col cabernet e con quello che No, ma c'era, e col veramente? refosco e non ce n'era, me lo chiedevano, io lo facevo così. Ma E io dai. sono sprofondato. Ma Poi lui ha certo. visto l'espressione del mio viso e dice vieni con me e siamo usciti sul giardino, la parte che guarda Cormons, dove c'era un orto vicino alla strada con due viti che erano a Bersò. Queste due qua sono le uniche viti di pignolo che esistono. 2 di numero. Due di nome. Adesso tu, Pensa a te. se vuoi recuperarlo, i tralci, gli occhi li metti, li fai con un menetto di percotto, prendi quelle di Tokai lì sotto, c'era la vigna di Tokai. E così ho fatto e ho ottenuto le prime 200, 2000, che è il primo vigneto di quasi 1800-2000 viti. Insomma. Sempre lì all'abbazia. Sì. Ok. Bene, e questo era Era epoca di il 78-79. 78-79, ok. 78 poi sono state piantate nel 79 e dopo il primo pino è dell'84. Ma la cosa curiosa e questo dimostra come queste varietà nessuno aveva investito, ma non dei soldi, della volontà di approfondire la storia di queste varietà. Ok. Era l'ignoranza più totale, dimenticando il nostro passato, che non è sempre detto che sia il migliore, però Ok. andiamo a vedere se è vero, no? Certo, Bene. certo. Dopo 3-4 vendemmie, con Marco Simoni, che incominciava a fare servizio e lavorava anche per me in abbazia, Ah, ok. ho detto Marco andiamo a vedere queste viti di pignolo, perché secondo me non sono tutti uguali. Ok. Andiamo a vedere ed era vero. Cos'era successo? Che metà circa erano del pignolo sbagliato, perché le due viti non era pignolo, era uno solo il pignolo. E l'altro che cos'era? Non abbiamo saputo cosa fosse Ah, e quindi abbiamo segnato tutte quelli che queste non erano viti, le giusti. abbiamo innestate col pignolo giusto Ok. e dopo è diventato tutto pignolo. Tutto pignolo giusto. Dell'abbazia di Rosazzo. Sì. Fantastico. Questo. E allora la tema di questo simposio, di questo World Pignolo Day è metamorfosi, no? I cambiamenti. E tu hai fatto diversi cambiamenti anche nella tua vita professionale. Allora, per te come si può definire questa sensazione di metamorfosi per te personale e forse anche per Pignolo come vitigno? Ma la metamorfosi funziona ogni giorno che ci alziamo, secondo me. Sì. Non è che bisogna sedersi sugli allori o pensare, c'è sempre la possibilità di fare meglio, anche perché cambiano i parametri, Ok. come cambiano nella moda, nello stile dell'automobile, nel colore delle camicie, nella cucina. La Anche. cucina è molto vicino al vino, quindi quando dicono nella cucina ma il minestrone della nonna, dico sì, ma quel minestrone il tuo stomaco
se lo mangia adesso non lo digerisce perché è un altro mondo. Certo, No? un altro Ecco, modo di era preparare. un altro Sì. mondo, è la nostra maniera di capire il cibo, no? Certo. Per cui ecco, questo è l'esempio della cucina. E nel vino la stessa cosa, noi quella volta abbiamo fatto la rivoluzione e poi c'è l'evoluzione. Ok, prima rivoluzione e dopo Sì, per la rivoluzione evoluzione. è quella di aver introdotto degli aspetti, come dire, fondamentali, che è stato poi, si parla tanto di energia, è stato l'arrivo del freddo in cantina alla fine dei conti. È quello che ha, come il freddo ha salvato i trasporti del cibo Ok, e ha permesso a tutti di mangiare cose che prima non mangiavamo, certo. è la catena del freddo che ha risolto Ok, tutto. ok. E quindi il condizionamento dei vini e delle uve nelle temperature di fermentazione, anche delle uve prima che non fossero così calde, ha dato la grande, e dopo è arrivata la conoscenza dei processi, Ok, perché fermenta, come è meglio fermentare, a quale temperatura. Però questo è il elemento di base, ma tutto questo poi non basta ovviamente, perché c'è l'uomo che poi deve interpretare. Io sono per un'enologia molto semplice, essenziale, che si basa però sulla conoscenza. ok. C'è un chiave che si può condividere che quando si parla di pignolo che cos'è una delle cose fondamentali che conoscenza che devi avere per fare un buon pignolo. Una grande sensibilità nel momento della raccolta dell'uva e soprattutto nella vinificazione. È un po' come il direttore d'orchestra. C'è un direttore d'orchestra che sbraitano, direttori d'orchestra che usano la bacchetta in maniera molto leggera e l'orchestra li segue. Ok, Quindi eleganza, cioè scoprire la finezza e non l'esagerazione. L'esagerazione è sempre un errore. esagerazione è sempre un errore. Sì, nel cibo, quando in un piatto ci sono tante cose o lo chef mette insieme, invece la bella cucina è quella che esalta il prodotto. No? E nel pignolo, il pignolo in particolare, avendo questa forza tannica, quindi scegliere la maturità giusta, le esposizioni che io ho avuto, Menut Casasola, che è stato il fattore, mi ha insegnato dove piantare e come farlo, due indicazioni basilari. Ok, E poi io ho applicato, per la prima, non avevo mai vinificato pignolo, ho applicato il concetto, diciamo, della vinificazione bordolese. Io ho studiato in Francia, ho studiato moltissimo in Francia, cioè? però ho studiato a Bonn e a Bordeaux. No, ma cioè la vinificazione bordolese che cos'è? Cosa sarebbe? È una vinificazione per macerazione ovviamente e poi l'uso delle barriche. Ok, uso delle barriche, Sì. ok. Io l'avevo introdotta 2 anni prima, la prima barrica in Friuli l'ho fatta io nel 77 Ok, con lo schioppettino e nell'84 poi l'ho rifatta lì all'abbazia, all'abbazia. dove ho anche fatto il primo bianco in Italia barrique nell'81, il Rocco della Caccia, certo. Esatto. Quindi questo mix però, come diceva Picasso, il grande artista non copia, ruba. Quindi non rubando, ma ispirandosi e adattando l'uva che hai in mano, il territorio che hai, il microclima che hai, al tuo concetto di vino. Se tu copi, sbagli certamente. Come sempre quando a scuola si copiava, si copiavano anche gli errori, no? Esatto. Ma Pignolo è un vitigno che assolutamente deve essere fatto in barrique o è possibile fare anche senza legno? Ma non c'è una legge che scrive che bisogna fare i vini in legno. Ok. Quando io ho fatto i vini in legno non ho mai scritto sull'etichetta in barrique, mentre tanti usavano in barrique. È come scrivere che il mio Boretto alla Gradesana l'ho cucinato nella padella di rame oppure quella antiaderente. Ok, cambia poco. È un mezzo. È un mezzo. È un metodo. Io non dico che si deve fare solo in barrique, sostengo però che a mio parere il legno opportunamente gestito fa esprimere un vino di questo tipo, gli può dare l'eccellenza. Ok.
E i tuoi progetti correnti, cosa stai facendo adesso? Ho seguito per anni Hai seguito, ok. il Nero Magis, il Pignolo. Ah, ok, scusa, Ho Nero dimenticato. Maggi, ok. Seguo un'azienda bellissima in Istria da tanti anni dove Ah. mi diverto da morire perché mi lasciano fare tutto e quindi mi diverto lì da tanti anni che sono lì. Però secondo me non fai Pignolo in Istria. No. Però faccio dei rossi, lì i rossi verso Rovigno faccio dei rossi straordinari a livello di Bolgheri. Via dei Sapori, lo fai ancora? Sono presidente ancora di Via dei Sapori, Bello. sono stato riconfermato. Cosa? Sono stato riconfermato complimenti. 20 giorni fa. Bravo. E il lunedì prossimo avremo la convention di tutto il gruppo qui proprio dove siamo adesso nello spazio ok. Villa Alta. E poi continuo a scrivere libri. Tu sei sempre coinvolto. Sono arrivato al 50° libro, dopo si profila il 50° libro? Sì, e poi ne ho un altro, quindi il 51°. Cavolo, complimenti. Tu sei un autore, ma questo ovviamente è il tuo mestiere. No, però sì, 51 libri. La mia passione è il vino. È il vino. Io mi sono innamorato del vino dalla parte esterna, dalla parte del consumatore. Dall'osteria sono arrivato alla cantina, non il contrario. Ok. Per cui per me, e dopo mi sono innamorato di quello che stava attorno al vino, la cultura che stava attorno al vino. Infatti entro nel vino come sommelier. Ok. Sì, io sono uno dei fondatori dei sommelier del Friuli Venezia Giulia nel 71. Okay. 71. E ho fatto una tesi di laurea sul sommelier, la prima sul sommelier. Che storia. Sì. Quindi, pur facendo economia e commercio, poi ho abbandonato tutto perché mi sono innamorato del mondo del vino, non solo del vino. Del mondo del vino. Sì, perché è affascinante, c'è Assolutamente. storia. E poi ognuno esprime... E per quello sono qui in Friuli, proprio per quel ognuno mondo esprime lì. la sua storia, ogni storia è diversa, come tutte devono essere le storie. E poi c'è questa sfida annuale che ti pone la natura e dove tu devi diventare umile. Ok. Perché il socio di maggioranza lassù fa quello che vuole, non ti chiede il permesso. Esatto. Per cui tu devi adattarti e devi capire e devi avere quella parte di vera umiltà per capire la natura. Bello. Perché altrimenti non ne vieni fuori. Bene. Non è un aspetto meccanico, non è una ricetta. Non è una ricetta, non è una fabbrica. Ma anche le ricette dei cuochi le devono cambiare in base al pesce che gli arriva o la carne che gli arriva, la cottura, i tempi di cottura, le toccano e capiscono come devono gestire quel cibo. Quindi è un atto costante. Ecco perché c'è l'evoluzione, no? Ok. Costante. Costante. In cucina e nel vino. I due prodotti che rappresentano di più questo concetto. Perfetto. Walter, grazie tantissimo, non ti prendo più tempo, grazie per le cose, però ti chiamerò. Facciamo un appuntamento e parliamo più lungo della tua esperienza. Grazie mille. Grazie. Grande Walter Filipputi. È stato un piacere fare queste cose e avete sentito che lui ha promesso di fare una puntata con noi. E allora andiamo avanti con la prossima chiacchierata che ho fatto con Ada Regina Freer, un'amica da tanti anni, una saggiatrice importantissima qui in Friuli Venezia Giulia e un'amica, veramente una gentilissima persona con una grandissima esperienza assaggiando i vini del Friuli Venezia Giulia per la guida di Vini Buoni d'Italia. Origine brasiliana e una persona veramente squisita, anche come me, una grandissima fan del musica metal. E allora, adesso ci sentiamo questa piccola chiacchierata con la mia amica metallara, Ada Regina Freer. Ok, Ada, è sempre un piacere fare una chiacchierata con un'amica. Anche per me. Anche per me. E ovviamente noi ci conosciamo da tanti anni e tu hai sempre occupato del mondo di Vini Buoni d'Italia, no? Sì, io assaggio i vini per Vini Buoni d'Italia. Esatto. E allora, oggi ovviamente non ti chiedo per una valutazione dei produttori, però volevo chiederti, sapendo che il tema oggi è metamorfosi, tu nella tua storia, nel tuo percorso nel mondo di vino,
hanno cambiato i tuoi gusti quando si parla di vino. Sicuramente Sì. i gusti si evolvono, anche Ok. noi cambiamo nel tempo, e questa per me è un tipo di degustazione come abbiamo oggi qua, è l'occasione perfetta per Ok. metterci alla prova e avere la certezza di questa evoluzione, di cosa in noi è cambiato. Ok. E cosa è cambiato per te? Raccontami un vino che hai piaciuto forse all'inizio della tua carriera o non hai piaciuto che adesso ti piace tantissimo. Sì, non voglio far nomi assolutamente, non facciamo favoritismi. Tipi di allora, vino. di tipo di vino, parlando di rossi, parlando del Pignolo, ho Ok. sempre avuto una predilezione per i vini rossi importanti. Ok. Allora questo è sempre stato il tuo stile, Sì, più o sì, mi meno. piace decisamente il vino che abbia struttura, che abbia una storia da raccontare dietro. Ok. Quello che ho notato, la metamorfosi del Pignolo in questo caso qua, lo vedo che è trattato meglio all'origine. Riesco a capire quando il vignaiolo ha avuto l'intenzione di prendere il grappolo e staccare gli acini e quindi fare una fermentazione, una pigiatura anche un po' più delicata, meno violenta, quindi con un'estrazione Ok. minore. E oggi io mi trovo più in questo stile rispetto a prima. Prima io ero attratta da questi vini potenti, robusti, eccetera. Oggi in giorno io Ok. cerco l'eleganza, Ok. anche con una certa freschezza. Secondo te questa è un'evoluzione tipico quando si parla dei gusti? Perché spesso sento delle persone che questo vino non mi piace, però ho detto ma quando era l'ultima volta che ho provato quel vino lì? L'ho assaggiato 20 anni fa e so che non è tipo il mio stile. Per me, a me è cambiato tantissimo. Se ti dico quello che ho bevuto 30 anni fa o 35 anni fa, ti fa dritto i capelli quello che ho bevuto Ah quella sì, guarda, volta. preferisco non menzionare il mio passato Certo, quelli che si è del innamorato vino, prima, sì, esatto. esatto, no. Esatto. E che importanza ha? Perché Pignolo stiamo parlando di un vitigno con pochi ettari, poca produzione, però che importanza ha un evento che mette i fari su questo vitigno particolare, secondo te? Ecco, questo è proprio il punto. Esatto. Avere a disposizione questa serie di Pignolo proveniente da varie regioni, cioè di varie zone, no? Perché Friuli non è così grande, Sì. e capirne la differenza è bellissimo, perché anche quando noi degustiamo alla cieca, di solito non abbiamo queste informazioni, non ci facciamo condizionare da etichette da produttori, ma qua, sapendo anche esattamente da dove provengono e poterli assaggiare a confronto, Ok. è un'esperienza bellissima. Proprio riesci a capire il territorio. Ok. Cioè io, ok, non faccio nome, però ad esempio il Rosazzo, che si sa che è la culla Esatto. del Rosazzo, si fa capire, si presenta, la tipicità è proprio, si rivela. Ok. E allora, secondo te è importante anche andare a vedere di dove vengono questi vini? Certamente, Sì? per capire anche i paesaggi, il territorio e sentirne gli odori, tutto questo ci Sì. dà il quadro completo. È importante, sì, esatto. Per me la cosa più importante era questo concetto di cambiamento dei gusti, no? Perché secondo me i miei gusti sono evoluti e allora Pure i miei. io quando ho cominciato nel mondo del vino un Pignolo non era proprio il mio tipo di vino, troppo tannini. Adesso no, per me è un vino importantissimo e cercando questo concetto dell'equilibrio è sempre molto importante. Ed è bellissimo scoprire che può diventare anche un vino elegante. Esatto, può essere un vino elegante quando è trattato bene. Se dovevi fare un paragone a Pignolo ai altri grandi vini dell'Italia o del mondo, che paragone sarebbe ideale per te? Per qualcuno che forse non è mai assaggiato un Pignolo? Come tipo di uva, dici? Tipo di Con uva, questa- tipo di vino? Sì. Allora, mi fa pensare a qualcosa, un incrocio tra un Sangiovese, quindi un vino Ok. dalla Toscana, però allo stesso tempo arricchito da un vino con un carattere speziato, anche come uno Shiraz. Quindi
Secondo me è un bel mix. È un bel mix. E raccontami come tu sei arrivato nel mondo del vino. Cosa è un po' la tua storia? Questa è una storia un po' buffa, perché io quando sono arrivata in Friuli, io non bevevo vino. Ah, il era vino stemmia non proprio? mi piaceva. Proprio ok. vino no. Vedi? Ecco. Ok. E Friuli poi- fa questa delle persone. No, mi invece è questo stata effetto. un'amica brasiliana, anche Ok. lei, moglie di un calciatore che giocava all'Udinese, Ah, chiamava il vino. Un bel giorno siamo andate a bere un bicchiere e ha detto no, assaggia questo vino qua, ha insistito, io l'ho assaggiato e ho un po' cominciato a scherzare, ho detto, ma sento note di frutti rossi, frutti Ah. così. E lei, ma vai a fare un corso di sommelier? E ho detto, va bene. ok. E così per scherzo, un po' per sfida, ho cominciato a frequentare l'AIS Ok. e così è nato il mio amore per il vino. Questo era quando? Parliamo del 99. E come sei arrivato al mondo di Vini Buoni d'Italia? Come sei entrato dentro quel guida come uno dei giudici, uno degli assaggiatori? È stato un percorso lungo prima di arrivare lì e io ho partecipato a concorsi internazionali Ah, ok. all'estero di vini e poi conoscendo delle persone che già stavano nella guida, assaggiando con loro in parallelo, Ok. alla fine mi hanno invitata ad assaggiare in autonomia per loro. C'è, con tutta questa esperienza che fai per assaggiare per una guida, c'è un tipo di vino, potrebbe essere Pignolo, ma un altro tipo di vino che si trova in Friuli Venezia Giulia che ha cambiato tantissimo negli anni. Oh sì, sicuramente. Che sarebbe? Io direi la Malvasia istriana. Ah, ok, bello questo. Come ha cambiato? La Malvasia prima diciamo che aveva una poca considerazione, sembrava quasi un vino così di poca importanza. Vero? Mentre adesso sta crescendo e si rendono conto che è un vino che è molto versatile anche questo, un po' come la ribolla, cioè si presta bene anche a delle macerazioni. Forse la spumantizzazione non tanto perché ha delle questioni tecniche, caratteristiche anche di proteine, eccetera, non viene bene, Ok. ma come vino fermo è molto bello, molto ok. ricco anche di aromi. È uno dei miei preferiti, devo dire. Malvasia mi piace tantissimo. Se è dall'Istria o anche dal Collio, solitamente si Sì. trova questi Malvasie molto belli. Sì, Mi sì, piace anche, sentire anche che... nei colli orientali cominciano a investire di più nella È Malvasia. vero, molto bello. Allora tu devi portarmi ad assaggiare qualche bel Malvasia in giro. Oh, Questo è il tuo sicuramente. compito. Va bene. Grazie Con tantissimo piacere. Ada per il Prego. tempo condiviso. Grazie a te. Grazie. Grande Ada, vedo sempre Ada in giro per i più bei eventi del vino qui in Friuli Venezia Giulia. È sempre un piacere vedere e parlare con Ada. Prossima ospite, prossima chiacchierata abbiamo con un grandissimo produttore, Sasha Radikon, uno dei pochi produttori che parlano di Pignolo fuori dal Colle Orientale. Allora stiamo parlando di Oslavia, queste colline sopra Gorizia, un produttore storico conosciuto il suo padre Stanko Radikon tanti anni fa. Ho conosciuto anche Sasha quando era giovanissimo, anche metallaro che stava suonando chitarra nel suo stanza vicino dove l'abbiamo fatto una bellissima degustazione insieme. E non potevo pensare di una persona più adatta, più entusiasta di portare avanti l'azienda del padre di Sasha. Una delle cose con cui lui parla in questa piccola chiacchierata è il vigneto che è stato piantato nel 1997 e lui parla dell'importanza di pazienza. Quando si parla di Pignolo devi parlare di pazienza. Pazienza di lasciare il vigneto maturare, ma anche la pazienza di lasciare il vino esprimere il suo carattere nel tempo. Allora, senza aspettare di più, sentiamo questa piccola chiacchierata con Sasha Radikon. Ok. Ciao Sasha, come stai? Tutto bene, grazie. Benissimo di vederti. Primo vignaiolo della giornata.
Allora ho Ottimo. fatto altre, ovviamente ho fatto anche con Walter Filipputi prima, però volevo parlare della tua zona di pignolo. Tu sei nella zona di Oslavia. Sì, Oslavia è comune di Gorizia, no? Quindi Certo. siamo proprio le primissime colline che si alzano appena Gorizia è ancora abbastanza in basso, noi siamo proprio le prime colline. Una collina molto ripida, quindi bella intensa da lavorare con una bellissima esposizione. Ok, allora, perché solitamente la mia esperienza si va più verso colli orientali. Si trova poco pignolo nella zona di Coglio, giusto? Si trova pochissimo pignolo nella zona del Coglio. In parte la mia esperienza sul pignolo, perché mio padre ha piantato il pignolo, è che si è innamorato appunto di un pignolo dei Colli Orientali, ovviamente, che era quello di Dorigo, insomma i vecchi pignoli di Dorigo. Lui si è innamorato di questo vino e ha detto: ma questo è un vitigno e un'uva che io voglio avere. Ok, e allora era proprio quell'esperienza lì che ha ispirato il tuo padre di piantare pignolo. Ma, Quanto tempo fa era? Il primo pignolo che ha piantato è 97, quindi siamo anche abbastanza recenti, con un'esperienza abbastanza corta con il vitigno. Ma diciamo che mio padre in quegli anni era già concentrato al 100% sulla ribolla, su quello che sono gli autoctoni, no? Quindi ribolla, Tokai e così via. Ma stava cercando qualcosa per dire: aspetta, ma abbiamo anche dei grandissimi rossi, perché la terra nostra è vero che è usata soprattutto per vitigni bianchi, Certo. ma è una terra bellissima proprio da fare rossi. Ok. E quindi cerchiamo qualcosa che possa spingere, cioè che sia qualcosa di nostro per fare un vino rosso, che ci sia l'importanza di un Barolo, di un vino di altre zone. Ok. E il tema di questo simposio è la metamorfosi, no? Allora, si può raccontare forse un po' come il pignolo è cambiato negli anni per te? Allora, c'è una storia come stile e come metodo di produzione. Dimmi tu. C'è una storia bellissima secondo me da raccontare sul pignolo, no? Perché poi mio padre l'ha piantata perché poi ogni tanto non sentiva ragioni, quindi lui l'ha piantato e l'abbiamo fatto. Insomma, poi i primi anni ovviamente è una vite di quelle belle complicate da far crescere, no? Okay. Quindi io un pochettino mi arrabbiavo: ma scusa, ma cosa hai piantato sta cosa che è una rogna, insomma, ecco. E lui fa: no, ma vedrai, non ti preoccupare. Il cambiamento c'è stato la primissima vinificazione, no? Quindi la prima vinificazione è stata fatta per i motivi del pignolo nel 2003, dal 97-98 inventato i primi vitigni. Nel 2003 riusciamo a fare una barrique, no? Quindi, ma il racconto bello è che io, quando la sera andavo a fare le follature a tutti i vitigni, andavo a fare le follature per ultimo. C'era questo piccolo tino di pignolo, andavo a fare per ultimo perché la facevi a mano, perché insomma era una cosa abbastanza semplice, ti lasciavi un po' il dolce alla fine. E la cosa interessante è che io ogni sera che scendevo, ogni sera che facevo quella follatura, sentivo dei profumi che erano cambiati dal giorno alla sera prima, e stava evolvendo e quindi lì è vero, cioè, poi tutto questo scompare dopo la vinificazione. Ovviamente tutti questi profumi sono scomparsi e ovviamente sai bene che una volta che li senti in fermentazione, poi è vero che è scomparso perché viene fuori il tannino, viene fuori la sua parte più cruda, no? Però se hai la pazienza di aspettarlo, appunto la metamorfosi, il cambiamento avviene però con tanto tempo, no? Quindi, questo è il mio legame sul pignolo. Pensa che io quella volta non volevo più vederlo, oggi vorrei puntarne ancora, quindi. E allora cosa è cambiato? È cambiato qualcosa del metodo di produzione negli anni per adattare, o siete stati abbastanza lineari nel modo di produrre questo vitigno? Allora, la parte di cantina è rimasta abbastanza stabile, nel senso che comunque cerchiamo di estrarre tutto quello che è la parte della buccia, la parte interessante della buccia, e portarla nel vino, ma quello che sta cambiando in questo momento è la viticoltura, no? Poi non solo del pignolo, ma questo è uno di quelli che ne ha bisogno forse un po' di più, no? Perché comunque il cambiamento climatico sta portando le uve a essere diverse, volendo mantenere l'acidità, mantenere l'equilibrio del grappolo prima e del vino poi.
c'è bisogno di adattarsi un pochettino a quello che è il meteo, no? Quindi li nascondiamo un po' di più fondamentalmente, cerchiamo di nascondere, non fargli prendere troppo sole. No? Oh, ok, no, io ho sempre avuto l'idea che forse questo cambiamento climatico, allora più caldo, potrebbe rendere più facile a produrre un vitigno come Pignolo, però deve anche fare delle precauzioni anche per questo vitigno. Secondo me sì, cioè Sì. non possiamo esporlo del tutto proprio, Sì. anche perché poi rischi che si alzino troppo i gradi alcolici, rischi che diventi più sbilanciato, perché poi lui deve essere fatto in una certa maniera, ha bisogno di arrivare a essere raccolto molto tardi perché sennò non matura, no? Quindi Ok. se tu lo bruci ad agosto, poi a settembre ti tocca raccoglierlo, non arriverai mai a ottobre, no? Pignolo è un vitigno che secondo te ha bisogno di passare tempo in barrique o potrebbe essere anche altri metodi? Ma noi usiamo botti più grandi. Botti quindi grandi, ok. Allora il tannino ne ha di suo anche troppo, quindi non abbiamo bisogno di aggiungere legno, cioè legno sì, ma perché deve maturare nel legno, quello sì. Giusto. Cioè, ma non ha bisogno di tannino del legno, quindi io usiamo un legno vecchio che è perfetto, ma non cede più tannini, ma resta un involucro dove invecchia molto bene, dove matura molto bene. Ha bisogno di questo scambio. Assolutamente. Che è solo il legno che si può fare. Sì. E il gusto del pubblico è cambiato negli anni secondo te o il gusto verso un vitigno come Pignolo è stato abbastanza stabile? Cosa pensi? Ma io penso che con un vitigno come il Pignolo non dobbiamo seguire il pubblico. Ok. Dobbiamo pensare che è un vitigno fatto in una certa maniera e deve essere prodotto in una certa maniera. È ovvio che non possiamo pensare di andare a fare dei vini freschi, dei vini giovani con un Pignolo, perché non può farlo e non si presta, non potrebbe mai farlo. Ok. Preferisco pensare lo faccio giusto, lo faccio come deve essere. Poi la mia filosofia è sempre stata un po' quella che poi è quella che mi ha trasmesso mio padre, è che siamo in 7 miliardi, no? Quindi facciamo 1500 bottiglie al massimo di Pignolo sul mondo, di 7 miliardi riusciamo a trovarle, no? Le persone che comprano una bottiglia all'anno, no? Certo. E io ho sempre detto che fai il tuo vino e il pubblico ti li trova. No, allora sì, deve essere così. Bene. Grazie tantissimo Sasha per passare un po' di tempo con me. Grazie. Grazie tantissimo Sasha per il tempo dedicato qua, è stato veramente un piacere parlare con lui. Ho delle memorie di una festa insieme con Sasha, con Moreno Ferlat, dove l'abbiamo bevuto forse qualche gin tonic in più. Allora abbiamo passato delle belle serate anche insieme, io e Sasha. Prossimo ospite, anche l'unico che ripete dell'anno scorso, perché quest'anno volevo veramente evitare le chiacchierate con le stesse personaggi dell'anno scorso. Volevo una puntata tutto nuova, però non si può parlare di Colli Orientali, non si può parlare di Pignolo senza parlare con Matteo Bellotto. Matteo è forse, o non forse, è il più grande comunicatore del vino in Friuli Venezia Giulia. È sempre un piacere sentire Matteo non solo nella sua presentazione che ha parlato del modo di comunicare il vino e Pignolo, ma anche il suo sempre collegando un po' il mondo della filosofia. Lui parla del il concetto di diventa ciò che sei, e questo è proprio un concetto che secondo me è molto importante quando si parla di Pignolo. Però lascio spiegare Matteo e allora andiamo a ascoltare questo veloce, questa bellissima chiacchierata con il grande Matteo Bellotto. Matteo, grazie per passare un po' di tempo qui. Oggi parliamo a World Pignolo Day, parliamo di metamorfosi. Cosa significa per te? Tu hai fatto un bellissimo chiacchierata della comunicazione. Cosa deve cambiare nel mondo di comunicazione del vino e di Pignolo? Deve ricordarsi di essere una metamorfosi. Metamorfosi significa cambiare forma. Esatto. E dunque, fino a quando la comunicazione continuerà e potrà
capire che deve cambiare forma in base a ciò che è il presente dove si vive, allora la metamorfosi sarà vita. Metamorfosi, cambiare forma, significa essere vivi. Ok. Una comunicazione viva deve cambiare forma in base ai tempi, ai luoghi, alle persone e anche agli argomenti che possono poi uscire in questo senso. E allora dammi un esempio di cosa deve assolutamente cambiare forma nel mondo di comunicazione del vino. Ne parlavo con alcuni produttori poco fa e mi dicevano, adesso sto rifacendo il sito dell'azienda e volevo mettere delle foto, però non avevo voglia di mettere come in altri siti la foto della famiglia e di tutti quanti lì, perché mi pare una cosa vecchia, però dovrò farlo. E io gli ho detto, scusa una cosa, se non ti piace, perché lo fai? Esatto. Quindi cosa dovrà cambiare? Fai quello che ti piace, perché alle persone, a noi consumatori, piacciono le persone vere, non quelle che hanno costruito qualcosa che poi non corrisponde alla persona che abbiamo davanti quando degustiamo. Alla fine noi conosciamo i produttori di Pignolo e il Pignolo è forse il vino che più riesce a svelare la persona, proprio perché non essendo fatto per la vendita o l'industria, meglio non che non lo vogliono vendere, ma nel fatto che non sia la base economica di un'azienda, permette alla persona di essere più libera, permette alla persona di essere più sincera e di essere quello che è. Dunque, cosa deve cambiare? Diventa ciò che sei, diceva l'oracolo, no? In questo caso Nietzsche diceva questo, e comunque ogni oracolo che arrivava anche dalla Grecia, il punto non è diventare qualcuno o qualcosa, è diventare quello che sei, quello che è la tua natura. Metamorfosi significa scoprire la propria natura. Quando il mondo del vino capirà che non deve inseguire, allora inizierà a farsi inseguire. E quindi fino a quando segui qualcuno, no? Non sarai mai tu a farti inseguire, no? Per cui chi insegue non è mai primo. C'era un vecchio detto, no, del Navajo, penso fosse addirittura. E dunque questo, secondo me, è riportare le persone al centro. I produttori di vino dovranno più prepararsi ad essere riconoscibili come persone che come produttori di vino. Ok, e parliamo un po' di Pignolo come vino, come vitigno. Sì. C'è un metamorfosi che ha subito anche questo vino negli anni, quello che hai visto tu? Cosa si può vedere che è cambiato nel mondo del Pignolo? Moltissimo. Se noi consideriamo che la maggior parte degli impianti di Pignolo sono dei primi anni 2000, e se noi consideriamo quanto tempo ci vuole anche nella produzione del Pignolo in bottiglia e quello che è, per cui la pianta arriva in equilibrio su 20-25 anni, quindi adesso stiamo scoprendo l'equilibrio della pianta, però per i vini dobbiamo aspettare ancora tanti anni, no? Questo è sul tema di quello che ha scritto il nostro amico Ben Little, proprio del coltivare l'invisibile, cioè non abbiamo ancora visto quello che sta diventando. Ok. Però stiamo vedendo che è quello che in campagna, nonostante tutti i problemi che può avere, è quello che risponde meglio e con più personalità alle stagioni. Se tu provi ad assaggiare dei pignoli, anche delle diverse annate che abbiamo qui, ma in generale di pignoli di aziende che conosci anno per anno, scopri una curva di crescita che è abbastanza costante, soprattutto verso le sue caratteristiche. Bisognerà stare attenti a mantenerle quelle caratteristiche, soprattutto quella del tannino. Si tende adesso in Italia sui vini rossi andare sempre a arrotondare molto i vini, e spero che il Pignolo non lo faccia, cioè che mantenga, questa è una speranza mia, che mantenga la sua anima proprio in questo senso di struttura, di tannino, di proprio capacità di essere proprio duro in questo senso, ma anche molto elegante, no? Perché il Pignolo è un incontro di opposti e il Pignolo è capace di essere un'anima che si stacca da qualsiasi moda in questo caso, e dunque credo che il cambiamento che si sta vedendo ora sia sempre una maggiore coscienza enologica del prodotto e sempre una maggiore volontà di utilizzarlo, visto che non è al centro delle vendite tantissimo importanti delle aziende, di poterlo curare di più sotto l'aspetto sperimentale. Ah, ok. Allora di fare diverse prove per... Sì, perché con queste diverse prove si riesce sempre di più a capirne l'anima, no? Per cui si ritrova come i produttori lo stanno interpretando e sempre meglio, perché da un lato è vero, ha delle parti dure, è importante, eccetera, però su una cosa possiamo essere tutti d'accordo. Ci sono dei livelli di bevibilità di questi pignoli che sono davvero molto interessanti.
e molti, anche non tanti anni fa, penso anche soltanto a 5-6 anni fa, tu assaggiavi dei pignoli e non saresti riuscito ad assaggiarne più di 3 Sono d'accordo. dopo quello che c'era, mentre ora lo stiamo provando qui, puoi assaggiare diversi pignoli e ancora avere proprio la sensazione delle diversità di interpretazione, ma della bevibilità che ha un prodotto che viene dipinto come austero. Esatto. E secondo te questo è collegato fortemente con l'età delle vigne o dell'esperienza del viticoltore? Non è mai un fattore unico in questo caso, Ok. quindi è un insieme di cose. Sicuramente l'esperienza dei produttori e la voglia di crederci dei produttori, certamente gli equilibri in vigna che cambiano e certamente poi anche la consapevolezza di sapere cosa ottenere. Cioè, mentre prima provavi a vedere, vediamo cosa viene fuori dal pignolo, ora sai cosa vuoi far venire fuori da lui. Ok. E dunque è un insieme di consapevolezze che poi si traducono a partire dalla campagna per arrivare fino al calice finale. Ok, perfetto. Ed era anche un paragone che mi è piaciuto tantissimo quando hai fatto il pannello con Cerno, che ha detto questo paragone tra metamorfosi, vino e poesia. Certo. Puoi elaborare un po' di quello, di quel soggetto lì che mi è piaciuto tantissimo. Il tema è questo, il concetto di inutile, che a me piace moltissimo. Noi pensiamo che inutile significhi una cosa che non mi serve, lo riferiamo sempre a una cosa, no? Quella cosa lì non mi serve, quindi è inutile. Però se lo riteniamo con questa accezione, inutile significa che l'oggetto di cui parliamo è una merce. Ok. No. Se tu ci pensi, la poesia è inutile nel senso che, non essendo soggetta a regole di mercato, non può essere contenuta, Ok. per cui in realtà la sua utilità è che non è un oggetto. Se il pignolo rimane inutile, nel senso dell'azienda, delle cose e quant'altro, che certamente lo venderà in qualche modo, ma non è quello che la sostiene, allora sarà inutile in questo senso, libero dal mercato che ti detta come deve essere, Ecco. quindi puro. La cosa bella della poesia e del vino è che sono inutili nel senso che nessuno può andargli a dire quello che devono essere. Ok. E parlando di metamorfosi, l'ultima domanda e non ti tengo più. Prego. Raccontami un metamorfosi che hai fatto tu nella tua vita, il tuo gusto, nel tuo, non lo so, vita professionale, perché questo è il tema della cosa. Sì. Raccontami un metamorfosi di Matteo Bellotto. Allora, io ne ho fatte tante, io sono una persona curiosa e non ritengo mai di essere arrivato in un posto. Io credo molto nel presente, credo molto nell'adesso, nell'essenza e nella presenza pura. Dunque per me, visto che non c'è un attimo uguale all'altro, cerco di concentrare le mie energie su quello che è il presente che vivo, in questo Ok. senso. Dunque il passato che mi ha plasmato non deve essere quello che non mi fa vivere il presente o che mi mette davanti delle paure, che sono il futuro, o dei rimorsi o delle ansie che sono il passato. E dunque cerco di fare in modo che ogni giorno la mia metamorfosi sia nell'aprirmi al mondo e alle persone come se dovessi partire dal nulla e ricreare me stesso, sapendo da dove sono partito certamente, ma sapendo ciò che sono ora e lasciando che non ci sia nulla che mi blocchi dalla metamorfosi, perché la metamorfosi non è qualcosa che avviene in un momento e poi smette, per me è completa. Per cui non ho mai smesso di essere la metamorfosi che voglio continuare ad essere adesso. Allora, tu sei ancora dentro la corsa di crisalide? La crisalide e spero di esserlo per sempre, Ah, ok. perché il giorno in cui diventerò farfalla avrò solo 24 ore di vita. Bellissimo. Grazie Matteo, è stato un piacere sempre, come sempre, parlare con te. Grazie a te, Wayne. Ciao. Sempre un piacere sentire Matteo parlare del vino, di filosofia. Grande comunicatore. Prossimo ospite qui su questa puntata di World Pignolo Day stiamo parlando e sono super contento perché volevo parlare con Tommaso l'anno scorso ma non sono riuscito di catturarlo. Tommaso Cerno, ex senatore e direttore del quotidiano Il Giornale. E allora questa è la seconda volta che lui fa un intervento qui per World Pignolo Day. Un grande giornalista, un grande personaggio, mi piace tantissimo la sua energia, la sua convinzione. Lui è proprio una persona con delle idee chiare
E allora durante questo piccolo chiacchierata parliamo di tante cose e parliamo tantissimo anche di questo concetto del paura in giro del vino, paura di non sapere, paura di fare una brutta figura, paura del prezzo del vino. Allora è stato veramente un interessante chiacchierata con Tommaso. Però le cose che mi è piaciuto tantissimo è questo concetto che vino è una storia comune, è una cosa che si comunicare, che si porta insieme le gente di tutte le diverse momenti, tutti i diversi livelli di società. Allora vino è una cosa importante per la nostra società e dobbiamo preservare soprattutto gli autoctoni, queste specialità locali come il pignolo. E allora, sentiamo questa bellissima conversazione con direttore Tommaso Cerno. Direttore Tommaso Cerno, grazie tantissimo per passare un po' di tempo con me qui alla taverna. Grazie a te. È veramente un piacere. Questo è il secondo anno che tu partecipi in questo World Pignolo Day. Oggi parliamo di metamorfosi. C'è un metamorfosi che si può parlare di te personalmente, forse del tuo gusto nel mondo di vino o non lo so. La metamorfosi è un'essenza di me, nel senso che capire da dove provieni ti serve a capire dove stai andando e quindi soltanto il cambiamento e la differenza con la stessa provenienza e la stessa destinazione consente di avere davvero l'occhio su che cosa c'è di bello e di diverso intorno a noi. Quindi io spero di essere in continua metamorfosi. Quando mi fermerò sarò qualcosa di inutile, sarò un elemento museale, insomma, per fanatici. E quindi questa giornata è bellissima perché racconta un vino straordinario e poco conosciuto, racconta un territorio straordinario e poco conosciuto e racconta anche come un territorio nel momento in cui le cose cominciavano ad andare bene si era un po' dimenticato delle sue fatiche e delle sue origini, mentre oggi ritrova lì anche un po' il suo senso distintivo. Pignolo è un autoctono e autoctono significa qualche cosa che hai solo tu, ma che perché possa essere di tutti deve anche mostrarsi capace di rinascere, di avere una metamorfosi. E poi perché mette insieme il mondo degli esperti, i giovani, e il mondo degli inesperti, cioè quelli che hanno il vino come presenza costante nella loro vita, ma non riescono a capire perché il vino è qualcosa di diverso da tutte le altre cose che si bevono, perché ha una sua unicità. E qui io ritrovo tutte queste curiosità, queste persone diverse che si stanno benissimo insieme nel nome del pignolo. Ok. E nel Metamorfosi si parla anche di cambiamenti nel mondo di vino, del mondo sociale, di queste cose. E ho sentito delle persone che dicono che il fatto che le persone giovani bevono di meno è una cosa che cambia un po' la vita sociale. Cosa pensi di questo movimento contro il vino, contro l'alcol, più salutistica? Secondo te cosa porta come cambiamenti nel mondo di produzione di vino? Beh, vedo che i grandi produttori che incontro hanno già iniziato da tempo, soprattutto quelli che hanno marchi per assurdo più antichi e più potenti, come il Chianti toscano, hanno iniziato il percorso dello zero alcol e lo ritengono un modo non per distinguersi dal vino, ma per introdurre al vino una generazione che ha avuto paura del vino. Perché noi abbiamo mandato un messaggio sbagliato, cioè noi non abbiamo detto non guidate dopo aver bevuto, abbiamo detto non bevete se dovete guidare. Mentre il tema è che puoi sostituire il modo in cui tu raggiungi un luogo e non necessariamente i tuoi comportamenti successivi a un momento enogastronomico come quello con il vino debbono portare a che tu debba fare qualcosa che ti mette in pericolo o che mette in pericolo gli altri. Quindi nel nome dell'idea della sicurezza si è data la colpa al vino del comportamento che ha l'uomo e non il vino, però alcol free
è un modo per dire il vino non è pericoloso, cioè per fare in modo che la socialità distingua il momento in cui tu scopri il vino e il momento in cui invece c'è bisogno di non avere paura di quello che si sta facendo. Quindi è un buon modo per renderlo più semplice e più quotidiano. Non vedo una grande contraddizione in questo. Ok, allora tu vedi il zero alcol come un primo passo verso passo. il mondo del Sì. vino, allora che si può fare forse senza paura. Senza paura di essere esclusi dal gruppo, perché magari tu hai dei compiti o delle cose che gli altri non hanno, e nello stesso tempo con un'evoluzione dell'enologia che per assurdo, non lavorando sull'alcol, magari ci può far scoprire cose anche del vino che magari non avremmo scoperto, per poi invece affrontare il vino nella sua storicità quando siamo tranquilli e nessuno ci incolpa di fare qualche cosa che invece non abbiamo colpa di fare. Ok, molto bello questo. E il tuo gusto personale ha cambiato nel mondo? Allora forse Pignolo è stato un vino che non hai piaciuto una volta e adesso apprezzi molto di più, o non lo so. Per me i miei gusti hanno cambiato tantissimo da quando ho cominciato nel mondo di vino. Anche tu hai visto un tipo di cambiamento nei tuoi gusti o dei tipi di vini che ti piace? Sì, io quando ho cominciato a bere un po' più il vino ero in qualche modo un grande ignorante, nel senso che scoprivo solo quello che mi piaceva davvero e mi vergognavo di spiegarlo, perché sapevo che c'erano tanti esperti e temevo di fare brutta figura. Quindi il mio unico cambiamento che ho avuto è che adesso dico quello che penso, pur essendo uno che non ha studiato il vino, e ho scoperto che in Italia esistono dei vini straordinari e dei vini sopravvalutati in una maniera enorme. Esistono dei vini che costano poco, che secondo me hanno una grandezza gigantesca, ma non riescono a imporsi come vini, e dei vini che costano cifre astronomiche, che infatti ho scoperto che ormai comprano solo i russi, gli arabi e i cinesi, ed è meglio così, perché vini grandi che si rovinano perché costano più di quello che valgono, rovinano un po' anche il mercato del vino, lo rendono inutilmente lussuoso e quindi spaventoso a un pubblico più vasto, che magari non può assaggiare una prelibatezza perché è diventata qualcosa di irraggiungibile, e il vino non è nato per essere irraggiungibile. Bravo. È nato per essere raggiunto. Esatto, secondo me uno dei motivi che forse i giovani sono un po' hanno paura del mondo di vino, vedo il mondo di vino come il mondo dei vecchi, e che è complicata, no? Sì, è vero. E dobbiamo rendere un po' più, non so, Più smart. esatto, Abbiamo reso il più vino easy. complicato, è vero. Quando tu entri in certi ristoranti ti spiegano, intanto ti danno una Bibbia piena di nomi, di cognomi, poi ti spiegano tantissime cose del vino che lo rendono difficile da capire. Ti senti stupido, pensi di sbagliare, di buttare via i soldi. Pensi che un bicchiere con dentro una piccola quantità molto costosa e complicata non è quello che stai cercando, e invece il vino ha un'allegria. È stato sulle tavole più belle del mondo, è stato sulle tavole delle famiglie normali dove i figli si sposavano e mettevano insieme intere comunità, è stato sulle tavole delle grandi diplomazie, della pace nel mondo, degli incontri tra persone che hanno cambiato la storia dell'umanità. È stato il brindisi di Fermi quando l'atomo era diventato qualcosa che avevamo scoperto, è stato il brindisi di Marconi quando la sua tecnologia iniziava a funzionare. Pensare che è una cosa difficile, non un compagno di tutti i momenti, è un errore. Questo errore l'ha fatto anche l'enologia, trasformando in sapienza il piacere. Il vino ha una sapienza, come ce l'ha la letteratura, come ce l'ha il cinema, ma nessuno ti può obbligare a stare 8 ore in un cinema d'essè. Il cinema è anche vai a divertirti, il libro è anche goditi una storia. Poi certamente c'è la storia della letteratura, la sacralità. Dobbiamo distinguere chi vuole in quel momento conoscere la storia del vino da chi vuole bere un buon bicchiere di vino. Esatto. Non possono essere sotto lo stesso sforzo. Esatto. E io ho sempre stato questo paragone con cinema, perché a me piace tantissimo. Al cinema ho studiato tanti anni fa un po' delle tecniche del cinema, e allora ho detto che nessuno dice no, io non posso andare a quel film lì perché non mi intendo di cinema. No, vai
a me è piaciuto il film, non mi è piaciuto il film. Esattamente. No, anche se ha vinto l'Oscar per migliore regista, si può dire mi fa cagare questo film. Esattamente. Esatto, beh, il vino deve essere esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa, e deve, dopodiché il vino ti consente, avendo una sua storia, una sua narrazione, ti consente, se vuoi, di fare un'esperienza. A me è capitata la fortuna di essere invitato dal Marchese Antinori ai 50 anni del Tignanello e ho percorso la sua cantina e con lui ho bevuto il Tignanello dalla prima annata all'ultima annata. Wow. È stata un'esperienza straordinaria, ma era un'esperienza immersiva dentro la storia di un grande vino e di un grande marchio. Ma lui mi ha detto poi, sai, oggi, con tutto quello che abbiamo in più, con il nome che portiamo, io non sarei in grado di rifare Tignanello, perché Tignanello in realtà nacque da un anticonformismo, dalla rottura di una regola, e la prima cosa che fece il Consorzio del Chianti quando vide Tignanello era dirmi: devi scrivere vino da tavola perché questa roba non è roba nostra. Ecco. Quindi era una storia di semplicità e di dirompente rivoluzione, che addirittura mi disse mio padre, quando l'ho saputo non voleva neanche dire che era suo. Oggi Tignanello è uno dei vini più famosi del mondo, una delle etichette che ha rivoluzionato tutto il resto del vino italiano e non solo italiano, ma era nata da un gesto semplice, dalla voglia di un uomo di provare a fare una cosa nuova e semplice, che lui stesso dice oggi in tutta questa complicazione forse non riusciremo a rifare. Allora, tu sei un giornalista, comunicatore, allora cosa vuoi per il mondo di vino, produttori di vino, quelli che lavorano come me, di parlare di vino? Secondo te che cos'è il modo che tu vuoi vedere che le persone comunicano, parlano del mondo di vino? Beh, secondo me il vino è un altro linguaggio dell'umanità, è una lingua con cui comunichiamo, e quindi come tutte le lingue ha diverse dimensioni. La lingua è una potenza gigantesca, ha una storia, e questa storia qualcuno la deve conoscere, custodire e trasmettere, ma è anche quella che ti consente di salutarti, aiutarti o rallegrarsi insieme, gioire insieme di piccolissime cose con piccoli gesti e piccole parole. Quindi il linguaggio del vino deve essere capace di mostrare tutte e due le sue capacità. Quella di essere in quel momento il tocco che segna un'intera giornata con un gesto semplice, o quello capace di portarti indietro nella storia dell'uomo fino alla verticalità della letteratura che l'ha sempre celebrato e sempre portato al suo fianco nei momenti importanti dell'uomo, ma non può obbligarti a parlare la lingua che tu in quel momento non ti senti addosso. Grazie tantissimo direttore, è stato veramente un piacere passare un paio di momenti con te. Grazie a te. Grazie. Anche per me. Veramente un onore passare un paio di minuti con Tommaso, direttore Tommaso Cerno del Il Quotidiano, e adesso parliamo con un'azienda, quasi un'azienda intera. Parliamo con i fratelli di Stropolatini, Federico, un grandissimo amico, e la sorella Marianna, che gestiscono l'azienda Stropolatini vicino a Galliano, tra Galliano e Cividale. Una bellissima azienda, anche con un piccolo agriturismo dove si può anche dormire. Una delle cose che ricordo bene di queste conversazioni è la descrizione di un tramonto nelle colline con sue 3000 sfumature di colore che ricorda le sfumature di Pignolo. E allora lascia un po' Federico e Marianna racconta questa storia dell'azienda, di questi tramonti mozzafiati, e allora parliamo con Federico e Marianna di Stropolatini. Benissimo. Siamo qui con l'azienda Stropolatini, ma tutta l'azienda di Stropolatini, a parte del padre. Esatto. Qui con Federico e Marianna di azienda Stropolatini. E allora, oggi parliamo di metamorfosi.
no? Allora questi cambiamenti, solitamente quando si parla di vino si parla di cambiamenti climatici, Sì. no? O si parla... E Mariana, tu si occupa un po' più delle visitatori in azienda, Sì. giusto? Io mi occupo dell'accoglienza e della parte amministrativa. Della parte amministrativa. Allora, tu hai notato recentemente un cambiamento, un metamorfosi nel clientela che viene in azienda, soprattutto rispetto al Pignolo? Sì, allora, subito dopo il Covid c'è tutta una ricerca di prodotti più di nicchia. Più di nicchia, ok. Quindi la clientela risulta essere molto più preparata o comunque molto più curiosa rispetto a un passato, Ok. e cercano anche il prodotto che non è facile da trovare, come il Pignolo, che ultimamente sì, noi friulani lo troviamo nelle nostre enoteche e nei nostri ristoranti, ma chi viene da fuori è comunque una perla rara. Ok. E molti vengono a fare degustazioni di Pignolo e ci chiedono anche vecchie annate di Pignolo per scoprire com'è il vino, com'è la metamorfosi del Pignolo anche all'interno del nostro contesto aziendale. Ok. Che- Allora, quanti anni che fate a Stropolatini il Pignolo? Allora, dipende, il vigneto è stato piantato sostanzialmente nei primi anni 2000. Ok. Però dopo c'è stata appunto una fase di approccio a questa varietà. Intanto è una varietà che entra in produzione con più lentezza rispetto ad altre, e poi dobbiamo considerare che non c'era un vero e proprio storico sul Pignolo. Ok. A livello di conoscenze del singolo vignaiolo. Cioè, se uno si approccia sul territorio ad un Merlot, diciamo, può avere in zona degli esempi, dei raffronti, uno storico a cui accedere di pratiche sia in vigna che in cantina. Ok. Invece in quegli anni lì sostanzialmente il Pignolo era solo da poco riscoperto, relativamente da poco, ed era Ok. comunque piuttosto raro. E quindi l'inizio è stato proprio una serie di annate in cui il nostro papà all'epoca ha dovuto iniziare a capire come avere a che fare con questo Pignolo, no? Ok. Per cui dai primi anni 2000 che ha iniziato a fare le prime prove, dopo penso che la prima annata che sia andata in bottiglia, se non erro, o è il 2006 o 2007. 2007 di sicuro, perché ho avuto la fortuna di di riuscire a scovarne qualche bottiglia dimenticata. Ok. Ma sì, sicuramente dal 2007. Del 2007. Allora, sembra che non c'è un tipo di manuale per l'uso Esatto. per No. il Pignolo, no? E allora diventa un po' difficile con delle varie prove, però fai una prova all'anno per capire come gestire. Esatto. One shot, one kill. One shot, one kill, esatto, perché alla fine dell'anno hai quello e Sì. se hai sbagliato devi Esatto. aspettare un altro anno. Allora mi meraviglia che in 7 anni siete riusciti a arrivare a un buon punto, no? Sì, speriamo di sì, nel sono senso- poco trial and error che avete fatto. Esatto. Decisamente. Bene, bene. Io conosco già te perché l'abbiamo fatto un podcast, ma Mariana, tu sei sempre stato interessata di entrare nel mondo del vino? O sei stato proprio trascinato dentro dalla famiglia? Allora, beh, sì, Sì? più, cioè, crescendo. Ok. All'inizio il vino faceva parte della convivialità con gli amici, convivialità con la famiglia, prima con la famiglia e poi con gli amici. Ecco. Ok. Diciamo che poi ho visto anche, cioè, lavorando nel mondo del vino, il papà, mi sono resa conto anche della complessità del mondo legato al vino, e alla fine dà tanta soddisfazione viverci dentro, ti permette anche di conoscere tante persone interessanti, quindi al di là del vino come prodotto c'è tutta una bella cornice. Ok. Quindi
sono molto interessata al vino sempre come elemento di convivialità. A volte essere troppo tecnici noto che rovina questo momento, e a volte quando ci si incontra tra produttori succede, perché si tende sempre a Federico. analizzare, Vero? analizzare tanto, e soprattutto il proprio prodotto, su cui si è sempre molto critici, e noi facciamo le degustazioni in cantina e per fortuna non le facciamo da soli, ma con gli amici, proprio perché loro riescono a trovare gli aspetti positivi dei nostri vini, e noi invece siamo sempre molto critici nei confronti dei nostri vini, perché vediamo non solo l'annata ma anche le difficoltà che ci sono state in quell'annata lì. Mentre loro appunto hanno un approccio magari più scevro da tutto quello che sta alle spalle, l'annata eccetera. Loro arrivano al bicchiere e ci danno una visione che effettivamente noi, essendo chiaramente legati a quello che è il processo produttivo, magari ti fai dei preconcetti che dopo dall'altra parte invece non passano, no? Sì. E valorizzano degli aspetti che magari non avevi considerato. O che tu non noti. Quindi anche questo, cioè il vino è bellissimo perché connette le persone, connette persone molto diverse che non avresti mai detto che avessero qualcosa in comune, invece il vino è un elemento di connessione, e questa è la cosa che effettivamente mi ha fatto innamorare di questo mondo. Ok. E poi effettivamente è bello degustare, è bello assaggiare tante espressioni di territori molto differenti, quindi sì, diciamo che Allora sembra che provate anche di degustare altri vini a parte dei vostri, certo, no? certo. Allora questo è importante, fondamentale. Ok. è importantissimo per crescere anche. Per crescere, cosa cresce? Cosa il gusto cresce, la conoscenza cresce, c'è qualcosa che è trasformato tramite queste esperienze di degustazioni? Allora penso che il gusto si adatti un pochettino, ma sicuramente cresce la conoscenza e capisci di più che cosa apprezzi, mentre all'inizio non fai attenzione, mentre più affini gli assaggi e più capisci qual è il tuo mondo, qual è il tuo vino e cosa ti piace nel vino. Ok. Questa è la mia opinione, poi non so te, Fede. Esatto, volevo chiedere anche a te, perché è un'altra visione della degustazione. Esatto, è fondamentale perché appunto essendo produttori tendi sempre ad avere come fulcro, come punto di partenza sempre la tua zona, i tuoi prodotti, quello che hai sempre bevuto in famiglia, quello che hai sempre conosciuto come casa, no? Il vino scatena anche un po' queste emozioni, no? Ti senti un po' a casa in quello che è il tuo prodotto, quello che hai sempre assaggiato. Per cui assaggiando tanto di altre zone, di altri produttori, anche della zona stessa, insomma, per assaggiare altre espressioni ti apre la mente, perché ti astrai da quello che è la tua realtà, trovi magari delle caratteristiche che apprezzi molto in altri prodotti e guardi con occhio positivamente critico quello che fai a casa, no? Ok. Ti metti in discussione e questo ti fa crescere, no? Ok. Ecco. Mi piace tantissimo questo approccio che deve essere sociale, no? Il vino deve essere condivisione, deve essere una cosa che porta insieme le gente, no? Volevo chiedervi, sempre stanno su questa idea del metamorfosi, perché io personalmente dopo 30 anni, 35 anni nel mondo del vino, i miei gusti sono cambiati. I vini che ho assaggiato, piaciuto quando avevo 26 anni, 27 anni, sono molto diverso di quello che mi piace adesso. Potete darmi un esempio anche come è cambiato i vostri gusti
con l'esperienza e con diverse degustazioni, diversi assaggi. Un stile di vino che è piaciuto però adesso non ti piace, o viceversa, qualcosa che non hai piaciuto anni fa adesso che fa impazzire. Ok, domanda interessante. Non è semplice. Non è semplice. Non è semplice, però sì, nel senso che diciamo che ad esempio, la cosa più sciocca magari, macroscopica, una volta tendevo a bere moltissimi rossi Ok. e pochissimi bianchi. Dopo Dopo banalmente il doverlo fare, cioè dover entrare in cantina e iniziare a vinificare i bianchi ha spostato moltissimo la mia ricerca a livello di assaggio sui bianchi proprio, perché dovevo iniziare a farli, per cui dovevo capire quello che mi piaceva. Adesso effettivamente, guardando quello che sto assaggiando adesso, forse mi sono spostato troppo sui bianchi e dovrei ritornare sui rossi. Sicuramente una volta andavo a cercare magari un'opulenza maggiore. Ok. E adesso trovo nell'equilibrio, nella freschezza, una freschezza non a tutti i costi, diciamo. È importante anche Ecco, questo. esatto. Bravo. Non vini esili, ma slanciati, se vogliamo. Ok. Quindi, E per te? Sì, sono d'accordo con Federico, nel senso che alla fine è stato, cioè ci sono delle fasi dove magari abbiamo assaggiato molto di più certe tipologie di vino, dimenticandosi di altre, probabilmente anche per questioni lavorative e di ricerca, e poi dopo torni sempre indietro verso cioè ti dimentichi di qualcosa di fondamentale. Per quanto mi riguarda, io ho sempre preferito i bianchi per diverse ragioni, non faccio differenze tra macerati e non, cioè li trovo tutte le espressioni del bianco molto interessanti. E a seconda delle fasi del momento preferisco uno piuttosto che l'altro. E i rossi invece sono un mondo da scoprire e forse, non voglio dire più interessante, ma più complesso. Ok. Più complesso, soprattutto per gli affinamenti. Gli affinamenti sono molto intriganti. sì, ultimamente ci è capitato di fare degustazione appunto con questi amici, dove, per ritornare al discorso della metamorfosi, abbiamo assaggiato degli affinamenti piuttosto lunghi, no? Ok. Quindi superiore ai 20 anni. A me è capitato anche ultimamente di assaggiare vini del 67, ad esempio. Wow. E ti apre un mondo, no? Certo. Ecco. Allora, l'ultima domanda, perché vi ho tenuto tanto tempo, però io voglio e questa è una domanda per tutti e due, ok? E non dovete copiare. Sì. Ok. Descrivermi la situazione, l'ambiente, il momento perfetto per bere il vostro pignolo. Wow, ok. Io lo so. Tu lo Vai sai. prima tu, vai. così io ci penso. Allora, c'è un momento della giornata sulla nostra collina quando inizia il tramonto. Ok. Io dico sempre che Elisa diceva che i tramonti della sua terra erano meravigliosi, la cantante, ed è la verità, perché c'è il nostro cielo dalla nostra collina cambia sempre colore e ha delle gradazioni dal rosso, rosa, arancione, giallo. E questo cielo che veramente ha 3000 sfumature, seduti sulla poltrona guardando il tramonto col pignolo che comunque ha 3000 sfumature, come quel tramonto della propria terra. Bella, veramente Quello bella. è il momento perfetto. Ok. Poi puoi anche abbinarlo. Ok, a che Ma ora, non c'è necessità. a che ora devo essere a casa tua?
Ovviamente adesso che stiamo entrando in primavera, sì, allora Sì. arrivo senza annuncio. Allora, Certo, ma ti apri aspettiamo. la I più bottiglia belli. di Pignolo, sono qui. Sì. Stai I più aspettando. belli sono d'inverno. Più belli sono d'inverno. Sono d'inverno, sì. Più chiari, no? Più... Sì, poi aria terza e c'è... sì. Quando il sole scende sotto le colline c'è un'esplosione di colori che... Se c'è è qualche nuvola, magica. meglio. Esatto. Sì, Sì. è vero. Che disturba un po', però le nuvole prendono Catturano dei colori. il colore sì. del sole anche quando il sole non c'è più, no? Sì. Quindi Sì. c'hai il riflesso che appunto parte dal rosa, poi va al giallo, cioè veramente bellissimo. E per te, Federico? Per me invece, guarda, ti dirò un episodio proprio. Oh. Una cena con amici, salotto, non nata come un'occasione per degustare quel vino lì in particolare, e semplicemente ci capita tra le mani una bottiglia, stavamo parlando di tutt'altro, si apre una bottiglia di Pigliono, si versa un bicchiere, la conversazione si ferma Oh. e il Pignolo diventa il fulcro, Il fulcro, il protagonista. il protagonista, Wow. perché è diventato lui l'argomento di discussione. Ok. Assolutamente, per cui cene con amici intime, dove magari ognuno, sai, si dedica alla preparazione di un piatto, magari anche, sai, gente che si ritrova dopo che è stata in viaggio Ok. e si riporta qualcosa a casa, no? Quindi ognuno prova un piatto diverso e ci si racconta. Bello, molto bello. Sono contento che avete passato un paio di minuti con noi. Ci ha fatto molto piacere. Ci ha fatto Piacere è molto stato piacere, mio. grazie. Voi siete uno di questi aziende che Ben Little ha definito come future people. Voi siete I uno hope di so. quel gruppo. I hope so. Esatto. Ma non è solo giovane, è una persona, un'azienda, ovviamente fratello o sorella che hanno una visione specifica verso il futuro. Bravi ragazzi, grazie tantissimo. Grazie a te. Grazie a Ciao. te, Wayne. Ciao. Non vedo l'ora di passare un tramonto sul terrazzo di Stropolatini con un bicchiere di Pignolo. Grazie tantissimo a Federico e Mariana. Prossimo ospite è un amico, una collega, perché sono già anni che collaboro con la grandissima famiglia Rapuzzi di Ronca di Gialla. È un onore per me aiutare questa grandissima azienda ad andare avanti, forse fare un po' di eventi e social media. E Ivan è sempre stato una persona carina per me, e abbiamo anche passato delle serate insieme a bere vini insieme, però la cosa che ho sempre notato è che era questa passione per entomologia, non solo di Ivan, ma anche suo fratello Pierpaolo, che anche conto come un amico. E allora è stato un piacere di vedere Ivan qui a World Pignolo Day nei panni di un entomologo, parlando dell'importanza di biodiversità, l'importanza degli insetti e cosa possiamo imparare dagli insetti che devono essere delle Alpi, della Mediterranea, come si convolgono, come si vengono insieme in questa vallata di Gialla. E allora, anche se loro fanno ancora un po' di Pignolo, non erano presenti con il Pignolo, però era bellissimo vedere Ivan qui a parlare della sua passione di entomologia. Allora, andiamo avanti a sentire questa bellissima chiacchierata con Ivan Rapuzzi di Azienda Ronchi di Gialla. Bellissimo, mi sento così molto bene. Bene. Grazie Ivan per essere qui a World Pignolo Day. È stato un piacere sentirti parlare del tuo passione, non necessariamente come produttore del vino, ma entomologo. Esatto, sì. Esatto. È stata un'occasione molto bella perché
Il più delle volte, per quanto per me sia una cosa che si unisce sempre, molto interconnessa, cioè l'entomologia è interconnessa con la mia produzione del vino, con il Biodiversity Friend, attraverso le scelte che facciamo nella gestione del vigneto, nel cercare di produrre dei vini che siano la vera espressione di quella che è l'anima del nostro territorio. Ma questa è stata un'occasione diversa per poter raccontare prima di tutto l'entomologia e poi andare a esplorare quali potevano essere le connessioni con la viticoltura. Esatto. Spiegami una di queste connessioni importantissimi, perché secondo me quando una persona studia il vino, se parla di insetti, si parla di problemi. Bravo, esatto, sì. Allora, purtroppo però, l'entomologia agraria ha quell'aspetto lì, cioè di la formazione eliminare. Esatto. E invece andrebbe ripensato, perché c'è il parassita, ci sono delle tecniche, delle cose per evitare i problemi dei parassiti, che può essere la chimica, ma può essere anche una lotta biologica, può essere anche un ecosistema integro, e sarebbe la situazione preferibile, perché in questo senso si arriva a un punto anche di equilibrio tra i parassiti e i predatori, senza bisogno neanche di aggiungere specie alloctone, quindi sarebbe il risultato assolutamente preferibile. Ma l'entomologia agraria dovrebbe sviluppare, secondo me, anche un nuovo approccio invece conservativo per quanto riguarda gli ambienti. Poi spesso abbiamo parlato di questa idea di non tagliare l'erba per il motivo degli insetti, poi perché anche lì c'è questa metamorfosi di cosa devi preservare. Puoi darci un po' di dettagli di questo metodo che avete a Ronchi di Cialla? Sì, è un metodo, ma in realtà è un'osservazione. Perché la metamorfosi è un cambiamento di stato di un organismo in qualcos'altro. Noi sappiamo che gran parte degli insetti negli stadi prima di essere adulti sono come larve, tutti quanti, quindi hanno una scarsa mobilità. Molti insetti si cibano di piante, di erbe. Quindi quando noi facciamo crescere l'erba nel vigneto, soprattutto nelle nostre condizioni in cui abbiamo un elevato numero di specie erbacee, perché crescono le specie spontanee che sono presenti in valle, per cui anche gli insetti che sono collegati a queste piante sono presenti nel vigneto tanto quanto nell'ambiente naturale. Ma essendo che le forme pre-immaginali sono come larve, sono poco mobili, quindi se io vado a tagliare l'erba, quando sono come larve, come bruchi, io vado a distruggere la parte della biodiversità del vigneto. Se invece soltanto aspettando magari una settimana, 5 giorni, 10 giorni, do il tempo alla gran parte di queste larve di avere la sua metamorfosi e di trasformarsi in insetto adulto, che nel 99% dei casi ha più capacità di spostarsi, io taglio l'erba e gran parte degli esemplari migrano, si spostano di quei pochi metri, per cui le popolazioni non vengono intaccate. Possono saltare, possono volare, possono scappare, correre, e in questo modo non vengono distrutti. Io conservo maggiormente la biodiversità. Bellissimo. E mi chiedevi che cosa si può trovare attraverso uno studio scientifico, entomologico, e che connessioni possono esserci con il vino. In definitiva è la sintesi di quello che era stato il mio intervento. Cioè attraverso le osservazioni scientifiche entomologiche abbiamo capito che la Valle di Cialla è un compendio di specie di insetti, sia montane, quindi collegate alle zone montane, sia mediterranee, che coesistono in un ambiente così piccolo. Nel vino, poiché noi da sempre abbiamo avuto un approccio, non avevamo un'idea di vino e abbiamo cercato di fare un vino con quelle caratteristiche nel nostro luogo, ma abbiamo capito che luogo avevamo e abbiamo cercato di fare un vino che sia l'espressione di quel luogo. E quindi i vini che produciamo a Cialla sono esattamente il compendio com'è la biodiversità di Cialla, cioè sono vini che hanno in sé le due anime, sia collegati al Mediterraneo, quindi con una complessità, una ricchezza, in un certo senso un'opulenza tipica dei vini del Mediterraneo, ma dall'altra parte una connessione forte con le Alpi, quindi maggiore freschezza, maggiore tensione, verticalità, alcol decisamente più bassi. E tu hai detto qualcosa durante la presentazione che ci sono più specie di insetti a Cialla del Regno Unito, qualcosa del simile? Sì,
Questo è vero? È vero, perché abbiamo appunto, facendo delle ricerche, abbiamo confrontato il numero di specie dei gruppi di nostro interesse, di nostro studio, quindi carabidi e cerambici. Ah, ok, non di insetti totali, Ma- di questo tipo di Però insetto. Ok. questo tipo di insetto, però mi sentirei abbastanza rilassato a poter ampliare il discorso e poter dire che in generale c'è una biodiversità superiore, perché se 2 gruppi di cui noi ci occupiamo presentano una biodiversità, un numero di specie maggiori, non vi è motivo che gli altri gruppi si comportino in maniera diversa. Wow, ok. E allora, questo, parlando di metamorfosi, torniamo forse un po' di un discorso un po' più personale, no? Forse il tuo gusto. Hai visto i tuoi gusti quando si parla del vino? Potrebbe essere pignolo, potrebbe essere anche schioppettino, però hai visto che anche i tuoi gusti sono subiti dei cambiamenti negli anni, e in che tipo di cambiamenti l'hanno fatto? Una bella domanda, anche difficile, perché mi costringe a pensare a tanti anni fa. Sì, ho avuto anch'io sicuramente un'evoluzione, forse come tanti ho iniziato ad assaggiare, ero più emozionato quando assaggiavo un brand importante. Ok. Sì, come succede quando sei ragazzo, hai un po' questa smania di voler assaggiare l'etichetta importante, il vino Ok. super premiato. Poi erano anni, quando ero più giovane, che le guide la facevano un gioco molto forte, per cui c'erano i premi, c'erano i vini più premiati, quelli meno, per cui c'era molta curiosità di assaggiare etichette. Capisco. Poi negli anni la mia evoluzione è stata quella di assaggiare più vini, meno etichette. Ok. E c'è un stile anche che ha cambiato, qualcosa che è un vino forse che hai piaciuto tanti anni fa o non hai piaciuto tanti anni fa, che adesso tu adori? Guarda, io tanti anni fa non capivo più di tanto le acidità. Adesso Ok. invece sono super fan delle acidità. Sei come me in queste cose. Io sono assolutamente esattamente la stessa cosa. Io volevo l'opulenza fruttata, rotondità, adesso cerco sempre più acidità, ci vuole quell'energia. La mineralità Esatto. non era così importante, adesso è fondamentale. Adesso è fondamentale. E secondo me, se ti piace il cibo insieme con il vino, l'acidità è importantissima. Tanto importante, È sì, importantissima. proprio per la bevibilità, l'equilibrio, la piacevolezza. Sì, Esatto. sì, sì. Non siete qui con il pignolo, però voglio sentire una memoria o un'occasione quando, o con la tua o un'altra pignolo, che hai fatto proprio una memoria, un core memory tuo. Ma c'era qualche ricordo che ce l'hai del pignolo? Sì, guarda, ho ricordo di un pignolo, ma non era il mio, ma non mi ricordo nemmeno, se devo Chi essere era? sincero, esattamente chi era, anche perché arrivava alla fine di un'altra serie Ok. di bianchi. Capisco. Sai, si va sempre attraverso questa scala, forse verso la potenza, no? Si Ok. parte dai bianchi, magari la bollicina prima, poi si passa magari dai rossi più freschi e poi si arriva sempre a un rosso veramente strutturato, potente, ed era un pignolo in questo caso. Sì, è stato forse il vino che ha chiuso una bellissima serata in estate con un barbecue all'aperto, insomma. Ok. È stato molto divertente e quel vino stava benissimo, perché a quel punto aveva chiuso un percorso Benissimo. che era anche giusto che fosse chiuso a quel punto. Ok. Ivan, grazie tantissimo per il tempo. Grazie. Complimenti sulla presentazione, è stato veramente un piacere. Grazie, Di grazie a te. vedere tu in un ambiente così parlare della tua passione dell'entomologia. Bene, grazie Wayne. Grazie A Ivan. presto. A presto. Ciao. Voglio ringraziare Ivan Rapuzzi per passare un po' di momenti con noi durante World Pignolo Day, e adesso siamo arrivati alle fine, l'ultima chiacchierata, che questo veramente è stato un colpo incredibile per me, perché non ho mai pensato di avere l'opportunità, e spero di avere l'opportunità un'altra volta, di passare un paio di minuti con questa forza di natura, questa grandissima donna, Gianola Nonino. Io non posso dare nessun tipo di introduzione di questa persona. L'azienda Nonino l'hanno messo proprio sulla mappa mondiale
la qualità del distillati qui in Friuli Venezia Giulia, e non si può parlare del grappa nel mondo senza parlare della famiglia Nonino. E allora pochi sanno che loro sono stati molto importanti nella resurrezione della salvaguardia di questi vitigni autoctoni come Pignolo, Schiopettino e Tanzelenghe, e parliamo di questo io e Gianola. E allora è stato loro visione e lungimiranza che hanno parlato di queste cose, è stato loro bellissimo modo di fare marketing e un po' di politica, di salvare questi grandissimi vitigni. Devi assolutamente rilassarti e siediti a sentire questa bellissima conversazione. È stato veramente una delle cose più belle che ho fatto sulla taverna, sentire raccontare la storia di questa grandissima donna, Gianola Nonino. Sento. Grazie tantissimo, Ma signora scherzi? Nonino, No, signora. per essere... Sono Gianola. Gianola, grazie tantissimo. Gianola Nonino. Gianola Nonino, che onore di averti qui sulla taverna. Mamma mia, sono stracontento. Tesoro. E volevo chiederti, perché volevo parlare con te, perché tanti questi anni che l'abbiamo parlato, perché collaboro già da tanto tempo con Ronchi di Ciala, che l'abbiamo parlato di come avete salvato, aiutare praticamente, salvare. Ma pensa, assurdo, Perché, Raccontami un po' la storia. Guarda, io ho avuto il papà che è nato a Rosario di Santa Fe, in Argentina, da padre di Spessa di Cividale. E ricordo che fin da piccola e a me e mia sorella ci diceva: voi vi raccomando, dovete andare a lavorare all'estero, provare un anno per capire cosa vuol dire lavorare per mantenersi, però rispettare usi, costumi e tradizioni del paese che vi ospita. Quindi prima dovete conoscere perfettamente la storia e la vita della vostra regione, per cui ogni sabato pomeriggio, mia mamma era un'insegnante, il papà aveva una bellissima azienda con tanti operai, e ogni sabato pomeriggio ci portava con mia mamma e mia sorella a conoscere bene il Friuli. E siccome tutti i salmi finisse in gloria, il pomeriggio verso secondo la regione, il paese dove andavamo, la zona, andavamo in un'osteria a fare una merenda con la soppressa, il salame quello grosso, e ovviamente lui e la mamma accompagnavano la soppressa, o si prendevano poi anche il dolce con un vino, mentre io e mia sorella bevevamo l'aranciata. Ecco. Però capivo quali erano i suoi vini preferiti e via avanti, e lui amava tantissimo il Piccolit, e poi dei vini rossi amava in particolare lo Schioppettino. Allora, quando poi io mi sono sposata nel 62, mi sono innamorata di mio marito che è stato, guarda, sono una donna fortunata, mi manca da un anno e mezzo, quasi 2, aveva 90 anni, 62 anni di matrimonio. Bellissimo. Lotta continua di giorno e l'unico vincitore la grappa e tanto amore la sera, ed è una cosa bellissima. E con lui era strano, perché pensa, nel 62 in Friuli il vescovo diceva: la donna che la tasa, che la piasa, che la sta a casa, la donna che piaccia, che taccia, stia a casa. Mentre invece io e mia sorella siamo state educate come individui pensanti, né femminucce né maschietti, dai miei genitori. Voi siete avanti. individui pensanti. Allora mi sono innamorata di mio marito, e lui è rimasto orfano di papà all'età di 8 anni. Da quella volta la mamma ha portato avanti la distilleria di famiglia, per cui per lui, più uomo o donna, l'importante è uno che sia intelligente e abbia voglia di lavorare. Quindi mi ha sempre spinto. Prima mi ha fatto conoscere la vinaccia, poi mi ha insegnato la distillazione, e poi assieme
e ci siamo resi conto che la grappa era ritenuta una bevanda che ti aiutava a superare la fame e ad affrontare ogni fatica, ma non un distillato nobile. E quindi con mio marito, vedendo con quale cura, con quale attenzione, con quale amore mio marito mi ha insegnato, distillava, dove la vinaccia deve essere freschissima, distillata appena fermentata, con l'alambicco discontinuo per poter mantenere profumi e sapori del vitigno di origine. E allora abbiamo detto no, allora la nostra grappa ha i profumi, i sapori che battono anche molti distillati stranieri, importanti, e noi esatto. dobbiamo trasformarla, darle quella nobiltà che hanno anche gli altri distillati. Bello. Dopo 10 anni, l'idea vincente, abbiamo deciso di distillare in purezza un vitigno solo, e quale abbiamo scelto? Il Picolit, che era uno dei preferiti da mio padre ed era il più nobile del Friuli, conosciuto in tutto il mondo. Nel Settecento era già sulla tavola degli zar ed aveva profumi e sapori particolari che tu lo riconoscevi. Io mi ricordo tuttora, se ci penso, sento i profumi delle vigne che andavo a visitare per acquistare poi la vinaccia, no? Bello. E allora Benito dice, diciamo tutti e due, se nel vino si riesce a mantenere il profumo e il sapore del vitigno di origine, proviamo a distillare separatamente, che l'usanza riteneva di ammucchiare tutto assieme vinaccia bianca, vinaccia rossa, perché la rossa, che era già fermentata, aiutava la bianca a fermentare, e distillata quando si poteva, no? E invece giustamente mio marito ha detto no, bisogna distillarla fresca, e decidiamo di scegliere un vitigno, di provare a distillare una sola varietà. È stato il Picolit. E lì ovviamente è stato un successo, perché Madonna di Dio, non posso dimenticare il momento in cui ho sentito le prime gocce della grappa che usciva mio marito stava distillando. Avevamo invitato Veronelli, che era il più grande giornalista dell'epoca, abbiamo dedicato a lui la distillazione, e abbiamo invitato tutti i vignaioli che ci avevano dato separata la vinaccia, che non volevano darcela gli uomini. Sai chi non mi hanno volevano aiutato? dartela? No, separata no, signora, no. Quando sono andata dai vari produttori che sapevo che volevano darti tutto mescolato tutto insieme. mescolato, non abbiamo noi team di Piardi, non ho tempo da perdere. E sai chi mi hanno aiutato? Chi? Le mogli. Mi è venuto in mente Vedi, che le donne dipendevano dal marito per andare a fare i capelli, per comprarsi le calze velate, i calzettoni per i figli e via avanti. E allora sono andata, mentre il marito mi ha detto di no, mentre vinificava, e io sono andata in cucina dalla moglie, dalla prima, ecco, nella zona dell'abbazia di Rosazzo, e ho detto a questa signora: senta signora, ovviamente in friulano, no, io avrei bisogno che lei mi aiutasse, perché suo marito non vuole tenermi separate le vinacce dell'uva Picolit, però lei potrebbe aiutarmi. Ah no, se mio marito non vuole, io non faccio, mi dice. E se io le davo 2.500 lire al quintale per la vinaccia mescolata, se le dessi 2.500 lire al chilo, se lei mi tiene separate le vinacce del Picolit, cosa dice? Sì, ha ragione. Hai capito? L'anno successivo mio marito vuole distillare una vinaccia rossa. No, 2 anni dopo vuole distillare una vinaccia rossa e decide, e io ho detto no, mio padre era mancato da poco, e gli ho detto: senti Benito, in onore di mio papà scegliamo lo schioppettino, perché era il vino da lui prediletto, il vino rosso. E lui mi ha detto: sì, va bene, vado da quel contadino che vendeva a mio papà
i fiaschi di Schioppettino. Ok. E mi dice: signora, io glielo do, però lei non può chiamarlo col nome Schioppettino, perché purtroppo i fuori cari legge. politici Esatto. avevano omesso dall'elenco dei vitigni autorizzati, coltivati in Friuli, Schioppettino, Pignolo, Taccelenghe e Ripolla Gialla in purezza. E allora vado da lui e mi dice: lei, io il vino lo chiamo vino rosso. Ok. E no, ho detto, a questo punto mio padre veramente si ribellerebbe nel modo più assoluto. Quindi, no, ma la legge è così ed è così. Allora ho detto no, sono arrivata a casa e ho detto a mio marito: guarda, adesso tu mi aiuti, ma noi dobbiamo salvare questi vitigni. Facciamo un premio a favore di quei vignaioli che mettono A nella salvaguardare, vigna, esatto. sì, continuano a mettere questi vitigni. Fantastico. È quello che ha l'impianto più bello. Eravamo nel 1975, Sì. 1 milione di lire al vignaiolo e 500.000 lire allo studioso che avesse fatto uno studio su questo vitigno, perché erano tanti anni che non lo coltivavano, quindi per mettere tutti a conoscenza di come salvare questa qualità, no? Certo. Mettiamo sul giornale il bando. Mio marito dice: sì, io ti finanzio tutto, facciamo. Scriviamo: noi nonnino distillatori in Friuli, vogliamo salvare e ottenere l'autorizzazione all'impianto di questi vitigni, e diamo un premio al vignaiolo, così. Lo mettiamo sul giornale e il direttore responsabile della RAI di Udine, no? Isi Benini, viene a farci l'intervista per La vita nei campi, certo, per la radio, e ci registra. Il lunedì mattina, attento, il lunedì mattina vengono il direttore regionale alla viticoltura e il direttore regionale all'agricoltura. Ok. Ci chiamano, mio marito e me, sì. Sì, in ufficio lì vengono, o ritirate immediatamente il bando o vi denunciamo per andare contro la... come si chiama? La regola? Contro dello Stato, contro la... Oddio, Antonella! Anto! Come? Ci volevano denunciare perché... per istigazione contro la legge dello Stato. Istigazione contro la legge. Penale. E sai come ci... Avete fatto comunque. E sai come? Come? Abbiamo detto, per fare un premio tu devi essere preparato a avere una giuria, giusto? Giusto. Nella giuria devi mettere gente preparata, contadini, viticoltori che conoscono e via avanti. Ok. E chi mettiamo? Diciamo ai due, il direttore regionale all'agricoltura, il direttore regionale alla viticoltura, li mettiamo, chiediamo di entrare in giuria. Hanno accettato e così. Allora non si può fare giuria un giorno e denunciare l'altro giorno, no? Giusto? È vero. Che bella mossa. E ce l'abbiamo fatta. Che bella mossa. E abbiamo fatto. E pensa che noi abbiamo fatto una bellissima giuria. Abbiamo premiato il primo anno i Rapuzzi. Per Schioppettino. Non riesco ancora a capire come mai loro 2 anni prima avevano messo questo impianto, sapendo però che non era autorizzato. Infatti. Quindi loro non avrebbero potuto chiamarlo con quel nome e sarebbe stato assurdo. E poi c'erano diversi produttori nella zona. E quindi poi per la stessa roba per il Pignolo, il Taccelenghe e via avanti. Esatto. No. E niente. E ce l'abbiamo fatta perché abbiamo ottenuto, allora, ma pensa, in giuria abbiamo messo il direttore dell'Istituto per la Viticoltura di Conegliano, il professor Antonio Calò, che io non lo sapevo, era stato incaricato da parte del Ministero dell'Agricoltura
come responsabile sulla denominazione dei vitigni. Nel giro di 3 mesi ci ha dato l'autorizzazione in via sperimentale. Dopo 2 anni, nel 77, siamo riusciti a ottenere l'autorizzazione definitiva. Esatto. E poi nell'83 sono diventati raccomandati. Bello. Ecco, pensa che soddisfazione. Allora siete strumentali, se non assolutamente importantissima, ma per senza di noi questi vitigni morivano. Esatto. Ma Allora World trovo Pignolo Day assurdo, esiste per colpa tua. Di mio marito e mia. E dopo per colpa della vostra. giuria che ci ha aiutato. Certo. Ecco. E Bellissima questa storia. Mia madre e mio padre, pensa, quando eravamo ragazzine, a me e mia sorella, quando avevamo 12 anni, ci hanno chiamato e ci hanno detto: mia madre era un insegnante, mio padre un imprenditore. Voi non siete né maschietti né femminucce, siete individui pensanti. Mirate lontano per arrivare almeno vicino. E mia mamma, nel rispetto di chi vi sta accanto, e non mollate mai. Hai capito? E non è mai mollato. Mai finché abbiamo ottenuto l'autorizzazione e via avanti. E poi il premio, siccome cominciava a starci stretto, da premio tecnico, diciamo, l'abbiamo trasformato in premio letterario. Esatto. E poi il presidente abbiamo fatto Mario Soldati per il letterario, e nel 1983 l'abbiamo trasformato in internazionale ed abbiamo premiato, il primo è stato lo spagnolo, Jorge Amado, che era stai qua un momentino con me, che era uno dei più grandi scrittori del mondo, era brasiliano, però quando la giuria ha deciso di premiare lui, quando la giuria ha deciso di dare il premio a lui, abbiamo contattato la sua casa editrice e la casa editrice ha detto: no, noi non lo contattiamo perché lui non vuole volare, perché noi per avere il premio obbligavamo chi riceveva il premio a essere presente, a ritirarlo, altrimenti non si dà il premio. Ecco. E allora mi hanno detto: niente da fare. No, ho detto, a me hanno detto non mollare mai, no? Esatto, l'hai detto. Allora ho detto: datemi il numero di telefono, lo chiami e io tu. provo. E allora ho pensato, io non conoscevo l'inglese, ma non sapevo, tantomeno il portoghese. Esatto. Però ho pensato, il veneto e lo spagnolo, che esempio il portoghese, si assomigliano. Allora, se io parlo in veneto forse mi capiscono. Funzionata? Faccio il numero il sabato pomeriggio, faccio il numero, ma guarda, un sedere grande così. Sono Giannola Nonino e con mio marito abbiamo creato il premio Nonino, però la giuria presieduta da Mario Soldati ha deciso di assegnare il premio, però bisogna che lui venga di persona a ritirarlo. E mi son Celia Gattai, son de Pieve de Cadore, son la moglie di Jorge, che dico subito: Jorge, Paloma e Joao venivo a ritirare il premio. E sono venuti. Non è fortuna. No, secondo me è un po' di fortuna, ma tanta bravura. Non mollare mai. Non mollare mai. Ricordati. Esatto. E devo dire che il premio Nonino per me fin dall'inizio ci ha dato l'opportunità di venire a contatto con delle persone meravigliose. Pensa che abbiamo anticipato 6 premi Nobel, non uno, 6 volte i premi Nobel. Benissimo. Però abbiamo mantenuto un rapporto di amicizia meravigliosa con la maggior parte dei premiati, però quando arrivano, va uno della famiglia a prendere all'aeroporto. Cioè, tu li fai sentire di casa subito, no? Questa è la specialità dei friulani. È una cosa meravigliosa. Penso sia la più bella eredità, assieme alla grappa che lasciavano le nostre figlie, perché sono venute fin da piccole a contatto con delle persone eccezionali. E pensa che Peter Brook, il più grande regista teatrale
del Novecento. Quando è venuto a ritirare il premio, quando ha parlato il ringraziamento, ha detto: venendo al premio Nonino ho scoperto cosa significa la parola famiglia. Bellissimo. Con questo, Gianola, ti libero. Grazie tantissimo. Scusa, l'ho fatta lunga. No, ma assolutamente quando si tratta no. di parlare della mia vita, è stato un grandissimo onore. Ecco, e qua hai tutti i premiati che sono meravigliosi. Ecco, grazie. Perfetto, grazie a te. Oddio. Che donna incredibile, Gianola Nonino. Grazie tantissimo a voi per passare questa puntata speciale di La Taverna Friuli Wine per World Pignolo Day 2026. Voglio ringraziare tutti gli ospiti, tutte le chiacchierate che ho fatto per questa puntata speciale. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori di World Pignolo Day, soprattutto Ben Little, Nicola Comelli e Fabio Attimis Magnago per la disponibilità e per l'aiuto e per la confidenza e per la voglia di comunicare tramite il mio piccolo podcast qui alla Taverna. Ci vediamo prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a voi e ai nostri ospiti per essere stati con noi alla Taverna. Seguirmi su Instagram alla Taverna Podcast e su Facebook alla Taverna Friuli. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al podcast su Spotify, Apple Podcasts e YouTube. E se vi piace il podcast, lasciateci una bella recensione di 5 stelle sulla vostra piattaforma preferita.